Sono Nicoletta Zanone, sono una socia della cooperativa Il Fontego di Mestre, che è una cooperativa che si occupa da più di 25 anni di commercio equo e solidale. Come attività principale abbiamo un'attività di vendita di prodotti del commercio equo, sia agricoli e artigianali, trasformati, cioè buoni per chi li produce, buoni per chi li consuma e buoni per l'ambiente. Noi poi come cooperativa ci occupiamo anche di altre cose, attività culturali, per cui promuoviamo il commercio equo con attività nelle scuole, organizziamo qualche evento sia in bottega che fuori. Nel corso degli anni insomma abbiamo fatto tante attività, abbiamo fatto una mostra eccezionale che era stata coordinata da una pittrice bengalese e che ha fatto il giro d'Italia, oppure abbiamo fatto dei convegni sulle spezie, sulla storia del riso e sulle mondine per legare il lavoro delle nostre donne di una volta con il lavoro delle donne di adesso in altri paesi. Ospitiamo nella nostra bottega delle persone in tirocinio anche formativo, in persone che hanno avuto magari delle difficoltà e che hanno bisogno di reinserirsi nella società o nell'ambito del lavoro, per cui collaboriamo con i servizi del comune, con i servizi sociali del comune, con alcune comunità. Noi cerchiamo di mettere in pratica tutti i criteri del commercio equo, che sono quelli di rendersi responsabili della propria comunità, della comunità in cui si vive, e di restituire qualcosa alla comunità in cui si vive. Abbiamo un buon rapporto con alcuni gruppi di acquisto solidale, con alcune scuole, con alcune parrocchie, con i quali c'è questo scambio anche di formativo, insomma di testimonianza. Andiamo a portare i prodotti ma spieghiamo l'origine dei prodotti, le caratteristiche. Da tanti anni lavoriamo con la rete, abbiamo dei buoni rapporti anche con alcune associazioni locali, con dei gruppi anche di agricoltori locali che si sono riuniti in rete e che vendono i loro prodotti online. È una rete che è nata con un programma di comunità che sostiene l'agricoltura, l'associazione Oltreconfin, ed è una rete che cerca sì di vendere i prodotti naturalmente della terra, ma anche di fare parallelamente un'attività di sensibilizzazione ambientale, sociale. E ultimamente c'è stato questo scambio per cui nel loro pacchetto per i loro clienti hanno inserito anche alcuni prodotti che non è possibile trovare a chilometro zero, come il caffè, la cioccolata, il tè, le spezie, e che vengono consegnati ai loro clienti che li prenotano a domicilio in bicicletta. Il commercio equo nel Veneto ha una legge da alcuni anni che lo sostiene, proprio perché la Regione Veneto ha riconosciuto a questa modalità di approccio alla produzione e alla distribuzione una valenza forte e come dire, utile per il contrasto alla povertà. Questa legge ha permesso di avere un albo in cui le associazioni che hanno alcune caratteristiche che sono certificate vi possono iscrivere e possono accedere a dei bandi. Questi bandi sono appunto finanziati e permettono alcune attività gratuite verso le scuole. Per esempio facciamo degli interventi di formazione per le classi, dei moduli ludico-educativi, fra l'altro con degli interventi che sono utili a scuola perché sono multidisciplinari, hanno a che fare con la statistica, la matematica, la storia, la geografia. È una buona legge che sta dando dei buoni frutti. Se si applica lo stesso criterio che noi applichiamo nei prodotti nella filiera lunga alla filiera corta, ma soprattutto la trasparenza, si conosce da dove vengono, chi li fa, con quali caratteristiche li fa, allora viene dato uno strumento importante al consumatore per decidere chi premiare. Se noi riusciamo ad impossessarci a pieno titolo di questo nostro ruolo di consumatori, noi riusciamo a premiare, dunque a votare le fabbriche, i produttori, le catene che sono portatori di valori che a noi stanno bene. E non abbiamo paura di mostrare quello che c'è dietro, perché sono tutte storie bellissime quelle che sono dietro. Sono tutte storie di dignità, di riscatto, di forza, sono storie pulite. È anche per questo che noi abbiamo molti volontari. Credono in questo progetto e lo vogliono portare avanti, per cui hanno questa azione di responsabilità sociale, responsabilità politica nel termine bellissimo della parola, cioè di cura della polis, di cura della comunità e della città e in senso più ampio di cura del nostro pianeta.
mi ricordo tanti anni fa un incontro che abbiamo fatto con Heini Grandi, che era uno dei dei fondatori di CTM Altromercato, che è stato la prima realtà di commercio equo in Italia negli anni '80, e lui aveva detto: io spero che che arriviamo ad avere un mondo in cui il commercio equo non serva più, nel senso che no, non ci sia bisogno di qualcuno che si sforza di come dire, aiutare i contadini di paesi terzi o anche nostri a non essere sfruttati.